Angelo Tosoni, sindaco di Valeggio sul Mincio, nel Veronese. Parliamo di emergenza profughi. Sì, noi come ANCI abbiamo sollevato la questione che l'arrivo di queste persone sui nostri territori sta creando del disagio e il governo deve rendersi conto, deve battere i pugni in Europa perché non può essere gestito in questo modo il fenomeno. Comprendiamo che c'è la difficoltà di queste persone che scappano da dei territori dove hanno dei problemi, però il sistema attuale che vede queste persone che dovrebbero passare dall'Italia per andare in giro per l'Europa essere obbligate a fermarsi perché c'è l'identificazione e quindi poi fuggono e non sono più sotto controllo, è una situazione che sinceramente non può più essere sostenuta. Ecco, qual è la situazione nel suo comune? Io nel mio comune finora non ho avuto fenomeni, ma sono successe nei territori, in comuni di molto limitrofi vicino a me, di persone che dovevano arrivare una ventina, poi sono arrivate in 6 o 7 perché gli altri sono fuggiti, allarme sociale, persone preoccupate, quindi non può essere affrontato in questo modo. Se era un'emergenza doveva durare come può durare un'emergenza, non può diventare una norma, una regola, perché abbiamo già le nostre famiglie in sofferenza e dobbiamo risolvere i problemi dei nostri cittadini. Quindi per lei la missione Mare Nostrum è completamente fallita? È fallita perché fondamentalmente, se vogliamo dirla tutta, se parte come un'emergenza e quindi come un soccorso, poi si diventa stabile, diventa un traghettare sulle nostre coste persone che scappano via da territori martoriati, e questo non può funzionare. Ci sono altri territori che contrastano questi fenomeni e noi li andiamo a prendere. Adesso essere umani è doveroso, però se si mettono in moto dei meccanismi perversi di questo tipo si vanno a creare poi condizioni insostenibili, insomma, ecco.